Entriamo in diretta, questa volta speriamo in maniera definitiva, grandi problemi. Questo oggi ce ne scusiamo ovviamente, problemi che non dipendono purtroppo dalla nostra volontà. 6-6-5-3 per Panormus Basket, che qui si difende dal tiro di Magri. Meno 11 adesso il parziale sale a 8-0, considerando il 5-0, il 6-0. 6-6-5-5, dall'altra parte è Bellomonte, subisce il fallo. Tiri liberi per Bellomonte. Sei 6-5-6 con Bellomonte che va a bersaglio, con il tiro libero torna a più 11 Panormus Basket, con Barbera, va sotto canestro, il fallo in attacco. Pallone che indica 6-7-5-7. Deve essere 6-7-5-6 in realtà, mentre Palermo torna ad attaccare. Qui l'entrata di Davide Tagliareni, 2 punti fondamentali e poi un po' di confusione con Ranalli e Genovesi a rapporto, i due numeri 1 in campo. Sette 0-5-7. Gioco che sta per riprendere. Con il pallone in mano alla PGS Sales Catania. Magri difficilmente andrà a sedersi in panchina per questo quarto periodo perché è un giocatore troppo importante. Genovesi recupera un pallone importante, poi il sottomano del nuovo meno 11. Bellomonte riceve, poi sullo spigolo vitale Ranalli da oltre 7 metri, il tiro lungo, fallo di Bellomonte. E per il fallo tecnico di Magri, un po' di confusione, in ogni caso tiro libero probabilmente per Palermo, poi dall'altra parte possesso per Catania. 6-9-5-9, risolta la magagna del tabellone. Ranalli, la concentrazione, il tiro. Riprende il gioco, 8 minuti, poco più alla fine. C'è il fallo. Vorrei segnalare il primo fallo di squadra chiamato alla Panormus contro i 3 già sanzionati. Secondo fallo da parte di Bellomonte, rimessa a Coccero Sciglione per la compagine etnea. 8-14.
equilibrio ancora labile, fallo. Magri ci perdonerà per la buffata che abbiamo tirato, giocatore importantissimo per l'economia della sua squadra. Paternò, palla in mano, bella questa palla sotto per Ranalli che subisce ancora una volta il fallo, questa volta a opera di Dore. Più 12 Panormus Basket. Palla in mano adesso per Catania. Barbera si arresta sull'arco, poi Dore per Puglisi che prova ad entrare nel traffico, ancora scarico fuori per Genovesi che si mette i piedi a posto, tira da 3 punti, corto sul primo ferro, rimbalzo Bellomonte, può spingere la transizione Palermo con Flavio Paternò che va dall'altra parte. Ottima la giocata in tandem e il fallo al quale è costretto Barbera per fermare. 2 punti facili per Bellomonte, quello che dovrebbe essere il primo fallo da parte di Barbera. E c'è anche un fallo tecnico fischiato. A Catania e dunque libero per Ranalli e poi 2 tiri liberi per Bellomonte. Vediamo prima l'esecuzione avversario Ranalli, dunque ora Bellomonte per cercare di aumentare nuovamente il gap tra le squadre. Bellomonte segna il primo. 7:30 nel quarto periodo. 1 su 2 per Bellomonte. Rimbalzo catturato da Dore. E Catania che spinge. Eccolo Dore con l'entrata, l'appoggio, il fischio contro Ranalli, se non ho visto male. Che ha commesso già 4 falli e soprattutto manda in lunetta Giorgio Maria Dore che sbaglia il primo. Segna però il secondo. 13 i punti di vantaggio per Palermo che ha la palla in mano con Flavio Paternò. Ora Giulio Paternò si propone Ranalli per ricevere, la palla invece va dentro da Bellomonte che questa volta può andare all'appoggio. Questa è una bella giocata da parte di Panormus che ha fintato il servizio in post, poi sfondamento da parte di Puglisi che probabilmente pone a sua volta fine alla partita. Sì, quinto fallo per Puglisi. Finisce la partita anche per l'altro playmaker di casa PCS Sales. Torna la Mantia, torna anche Renna al posto di Dore che ha giusto dato un paio di minuti di riposo, ma poi poco o nulla da segnalare per lui. Vitale deve rimettere in gioco, lo fa per Flavio Paternò, torna ad alzare il pressing sulla difesa Catania ma non riesce a portare via la palla alla squadra di casa. Paternò con l'entrata dentro il pitturato, la palla si arrampica sul ferro, entra nel canestro. Più 17 Panormus Basket. Dall'altra parte perde una bruttissima palla Renna e Giulio Paternò può guidare la transizione trovando la deviazione di Barbera.
Vitale dal lato lungo, Flavio Paternò interrompe il palleggio, Giulio Paternò rianima l'attacco di Panormus Basket, Bellomonte, poi c'è il fischio contro la Mantia. Time out chiesto dalla panchina di Catania. 7-6-6-0, 6-21 alla fine. Finisce il minuto di sospensione in favore di coach Bullotti. Spazio per i tiri liberi di Fabrizio Bellomonte. Sicuramente un ottimo impatto sulla partita, come spesso accaduto, soprattutto per l'energia messa in difesa dal 33 in canotta Panormus, che adesso va al primo tiro libero, mandato a bersaglio. Fa 2 su 2 e riscrive il più 19, che attualmente è il massimo vantaggio della partita per Panormus. Adesso difende con Barbera che si arresta, palla per Genovesi, ancora Barbera. Se n'è già andato metà dell'attacco, Barbera ci riprova con un altro tiro dei suoi, secondo ferro, rimbalzo lungo raccolto da Ranalli. Gestisce con calma Palermo, ma Vitale ha spazio. Rifiuta però la tripla, preferisce andare dentro al pitturato Vitale. Poi il rimbalzo in attacco di Bellomonte, altro canestro, altri punti pesanti, quelli del più 21. E adesso sì, scritto il ventello, casa Panormus Basket. La Mantia, spalla a canestro proprio contro il protagonista di questa partita. 2 bei punti appoggiati al secondo ferro. Torna a meno 19 Catania. Flavio Paternò, Giulio Paternò, penetra e scarica su Bellomonte che guarda il canestro, ingolosito dalla chance della tripla, poi cerca la palla per Paternò, gliela sporca Genovesi. Rimangono 9 secondi per l'attacco di Panormus Basket. Giulio Paternò riceve il pallone, deve affrettare i tempi, c'è un 6 secondi per l'attacco. Vitale finta il tiro, preferisce andare dentro, subisce il fallo da parte di Barbera, una situazione complicata. Guadagna 2 tiri liberi, soprattutto il secondo fallo di Barbera, già abbondantemente in bonus la squadra etnea, con Vitale che può andare al primo tiro libero che va a bersaglio. E di nuovo ventello per Panormus Basket. Il secondo tiro libero di Simone Vitale, di questa bersaglio, di nuovo più 21. E boa del quarto periodo che sta per essere aggirata dalle due squadre. La Mantia contro Bellomonte, ancora difesa forte, ancora la Mantia che si libera. Questa volta secondo ferro, Bellomonte strappa il rimbalzo, poi va forte al rimbalzo, in qualche modo Drago, poi sfiora Paternò e poi sbaglia clamorosamente Barbera, che ci ha abituato a ben altri canestri. Giulio Paternò intanto stoppato da Genovesi. Possesso Panormus con 17 secondi.
Tanto zoppica, ma esce tra gli applausi Bellomonte e torna Davide Tagliareni per questo rush finale di partita, per questo rush finale di gara 1 con Panormus Basket che è avanti 8-3-6-2 e con Flavio Paternò alla rimessa. Vitale, spalla a canestro, prova a liberarsi, Vitale in fadeaway, secondo ferro, Ranalli a rimbalzo attacco, e poi giocata di pura intelligenza cestistica, fa sbattere il pallone sulla mantia, guadagna rimessa in attacco con 14 secondi. Giulio Paternò, la pressione da parte di Lamantia, Paternò riesce ad entrare dentro, non riesce a segnare però Renna, cattura il rimbalzo, spinge all'altra parte, ma Flavio Paternò con la zingarata, con la palla recuperata, Giulio Paternò con 2 punti, quelli del più 23 per Panormus Basket che ha le mani su gara 1. Ricordiamo l'appuntamento con gara 2 a Parquet Invertiti, si gioca a Catania. Flavio Paternò ancora con la difesa, poi tocca col piede, la palla è di Catania. Debutta in partita Dinolfo, canotta numero 24 per lui. Riprende il gioco con Renna sotto canestro, lo scarico per Barbera dall'angolo, Barbera primo ferro e rimbalzo Giulio Paternò. Davide Tagliareni non ha fretta. Ultimi 3 minuti e 40 secondi. Vitale per Ranalli, palla dentro, Davide Tagliareni dalla media, primo ferro e palla che esce, rimbalzo proprio del nuovo entrato Dinolfo. Renna mette i piedi a posto, tiro da 3 punti, bersaglio, più 20 adesso per Panormus con il primo canestro dalla lunga distanza per Antonio Renna. Attacca Panormus. C'è il tecnico per Marco Ranalli che chiude qui la sua partita. Chiude con un bel fallo tecnico il nostro... Infatti espulso Ranalli. Con Ranalli che lascia il campo, arringa la folla del Palamangano, mentre Lamantia tanto ha segnato Lamantia in lunetta. Ultimi 3 minuti e 10 secondi con Catania in possesso. Lamantia cerca di mandare a spasso Paternò, sbaglia e di molto anche il tiro da 3 punti. Ultimi 3 minuti di gioco qui al Palamangano con Geraci che palleggia e Flavio Paternò che fa mettere a posto i compagni. Poi cerca l'entrata a canestro, non si appoggia al tabellone, sbaglia, rimbalzo lungo controllato da Barbera che corre dall'altra parte. Renna per Genovesi che ha il tiro da 3 punti, lo prova, non lo mette, rimbalzo controllato da Dinolfo che non arriva neanche al ferro, ancora si lotta, Geraci strappa il pallone, lo fa suo e si va dall'altra parte con Flavio Paternò, palla in mano, Davide Tagliareni per Vitale
esce dal blocco Flavio Paternò, la palla adesso è per lui, finta il tiro da 3 punti, ancora lo scarico sotto per Giulio Paternò che cerca di sistemarsi per appoggiare e per segnare i punti del più 21. Ultimi 2 minuti in corso e poi tripla. C'è stata la tripla di Lamantia, poi le proteste di coach Gullotti e il tecnico, che se dovesse essere il secondo sarebbe anche per lui espulsione. Un po' di confusione al tavolo. Si cerca di ricostruire quello che è successo. Attualmente il tabellone indica 1,48. Mentre intanto coach Gullotti ha mandato sul parquet Famoso e si riparte regolarmente con gli ultimi 100 secondi in arrivo e con Panormus Basket in possesso sul più 18 Davide Tagliareni. Scarico fuori per Giulio Paternò, palleggio, arresto, tiro da 3 punti sbagliato. Rimbalzo da parte di un altro nominato Borsia Adamu. Dall'altra parte Famoso, palla per Renna che spalla a canestro da Barbera, altro tiro senza ritmo sbagliato, rimbalzo di Davide Tagliareni che evita anche la pressione degli avversari. Flavio Paternò, palla per Geraci va dentro, lo scarico, Giulio Paternò vuole tenere il pallone, poi Vitale ha una tripla che non accetta. La prende adesso, piedi a posto, Vitale da 3! 90 per Panormus Basket. Tripla fondamentale questa nell'ambito del doppio confronto. ...59 secondi da giocare, ultimo minuto in arrivo. E dall'altra parte Renna con la palla in mano. Il tiro da 3 di Renna che va dentro. Flavio Paternò, palla in mano dall'altra parte. Ultimi 40 secondi. Giulio Paternò vuole ricevere Davide Tagliareni, consegnato del 9 per il 55. Flavio Paternò prova a puntare verso il canestro, la rovesciata che non tocca neanche il ferro. Davide Tagliareni cerca di strappare il rimbalzo, Famoso è più lesto di lui e si va dall'altra parte con Dinolfo. Renna, Famoso, piedi a posto da 3, non prende neanche il ferro, rimbalzo Vitale e si dovrebbe chiudere così con Panormus Basket che ha il pallone in mano e vince 90-72. Si chiude così gara 1 della finale per la promozione in Serie C, con qualche protesta, un po' di tensione, ma tutta figlia della posta in palio e della partita da giocare. Vi rinnovo il punteggio della partita: Panormus Basket 90, PGS Sales Catania 72, e dunque si andrà ai piedi dell'Etna 1-0 in favore della squadra da coach Giuseppe Rosciglione. Si esaurisce quel briciolo di tensione che c'era, ripeto, figlio dell'importante posta in palio di questa sera.
Ricordo che la prossima settimana ci sarà l'importantissima gara 2 che è già match point per Panormus Basket. Situazione che si è almeno per il momento tranquillizzata, anche se i giocatori del Catania e Coach Cullotti hanno ancora qualcosa da ridire. Noi ci concentriamo sulla formazione di casa che si va a prendere l'ovazione del suo pubblico, ricordando nuovamente il parziale: Panormus Basket 90, ICS Sales Catania 72. Da Francesco Cambuca e da sportisili.it un ringraziamento per averci seguito. Alla prossima.